Green Blue si vive d'estate e si vive d'inverno, tra città, mare e montagna. Green Blue Hotels and Resorts, nothing more than you. Ancora! Sellusio! Fortino! Bonigro Cerca di sfondare la porta e lo fa! dice la giocata al volo, Fortino! Fortino! Sellusio sul punto di battuta. Scodella per la conclusione! Fortino è sulla traiettoria, la lascia libera, Bellino che apre Per Piscossi! pallone Aperto! corsa di Rodolfo Fortino che Va col sinistro! Liberti col mancino! All'andata è finita 6-6 in una partita, caro Daniele Mennini, folle, con la Feldieboli che scappò via, poi il portiere di movimento della Roma consentì di riacciuffare il pari. Adesso, quando mancano 2 partite alla fine della regular season, Feldieboli e Roma si giocano la posizione per il playoff. La Feldi guarda la targa della meta e spera magari in un miracolo tra Active e Napoli. La Roma invece deve sperare che il Napoli non vinca a Treviso, fare il risultato questa sera per scavalcarla in classifica. Ben ritrovati dal Palasere da Pietro Mazzara. Daniele Mennini. Noi siamo pronti per questo big match della penultima giornata della regular season. Linea alla regia per il super spot e poi ci tuffiamo dentro Feldi contro Roma. Ben ritrovati dal Palasele, inquadrato il pallone che tra poco verrà raccolto dal primo arbitro Antonio Di Mundo della sezione di Molfetta. Dani, cosa ti aspetti di vedere da questo pallone, da questo parquet, da queste due squadre in quella che possiamo dirlo nella festa della mamma e una delle mamme delle partite dell'alta classifica non solo di questa stagione ma ormai dell'ultimo quinquennio? Ma sì, sicuramente in casa Feldi l'arrivo di Antonelli neanche il più ottimista poteva pensare di fare così bene subito al primo anno, un po' come ha fatto Quarra l'anno scorso, subito primo trofeo portato a casa. E che trofeo! Dall'altra parte c'è stato un cambio in panchina con l'avvento di Reali. La Roma devo dire ha iniziato a inanellare una serie di risultati positivi. Mi aspetto una partita scintillante. 28 punti nella gestione Fabrizio Reali in campionato, terzo in classifica dietro la meta e dietro Quarra in questa speciale classifica che abbiamo controllato nel pomeriggio. Al secondo posto c'è proprio Figo Antonelli con 29 punti raccolti nel girone di ritorno. La Feldi che nella prima parte di stagione era stata la lepre, era scappata via, poi qualche intoppo qua e là ha portato la meta a diventare a sua volta dittatrice sportivamente parlando della regular season. Negli ultimi anni chi è arrivato prima non ha mai vinto lo scudetto, però la meta ci sta arrivando, anche se mandiamo un grande abbraccio a Gianluca che si è infortunato, ha dovuto operare il crociato. Ha dimostrato di essere una squadra estremamente compatta nonostante le tante partite. Le formazioni, Dani, partiamo dalla Roma che si presenta sostanzialmente con quasi tutti gli effettivi a disposizione. Non c'è Diogenio perché è squalificato, parte Kaique Rodriguez in porta, Avellino
Paolino, Marcelinho, Biscossi e Fortino, Ducci, Ercolessi, Borolo, Ceccarelli, Seferi, Cutruneu e Dimas. Dunque Matteo Biscossi che vince il ballottaggio con Capitan Dimas, perché dall'altra parte la Feldieboli risponde con Carlos Dalcin in porta, e poi diciamo dal 5 all'11 quasi in ordine Venanzio, Caponigro, Ugherani e Calderoli. Montefalcone e Di Stanio sono i due portieri a disposizione, Liberti, Juan Salas, il Ciolo, Caruso, Ezzi e Selusio. Qui ci sono 3 assenze importanti che sono quelle di Tiago Lemos, Pedro e Spindola, e il terzo che adesso è Federico Barra. Che insomma, Dani, tolgono un po' di fisicità alla formazione di Figo Antonelli. Soprattutto Barra e Spindola, no? Giocano nell'asse centrale, abbiamo visto come poi Figo Antonelli utilizza anche Pedro e Spindola anche in posizione di pivot, no? Per dare un po' di respiro anche a Caruso. Sicuramente manca fisicità e poi manca un po' anche di imprevedibilità con l'assenza di Tiago Lemos. Sono 3 assenze pesanti, perché tutti e 3 stanno facendo una grande annata, un po' come tutto il roster della Feldi impiegato. Dall'altra parte manca De Eugenio, che è una bella tornazione per Reali, però insomma ci sono tanti campioni, c'è rose lunghe e soprattutto vedo identità. Questi 2 allenatori si vede, tutti i giocatori hanno proprio un impianto che seguono alla perfezione, una filosofia che seguono alla perfezione. Qui inquadrato David Paradizzi, preparatore portieri della Roma, che ha fatto un discreto lavoro con Kaique Rodriguez, facendogli da grande cicerone, e poi è stato anche protagonista in Coppa della Divisione, perché è vero che la Feldi ha vinto la Coppa Italia, la Roma con la formazione Under 23 ha vinto la Coppa della Divisione in quella che è stata l'ultima edizione dedicata agli Under. Dal prossimo anno si tornerà alla formazione, alla costituzione Major, con una serie di movimenti anche a livello regolamentare molto interessanti, perché le formazioni di Serie A si dovranno adattare a quelle di categorie più basso. Però adesso, Dani, focalizziamoci su quello che è Feldieboli Roma di questa sera, perché ci sono in palio 3 punti pesantissimi per la classifica di entrambe. Sono tutte le gare in contemporanea questa sera e settimana prossima, ovviamente per stabilire i vari verdetti del campo. Ultimo check tra Antonio Di Mundo, c'è aria per lui di cose importanti entro la fine della stagione, in base a quelle che saranno le sue direzioni di gara. Già diretto da Arbitro 2 la finale di Supercoppa contro il Napoli. Dall'altro lato c'è Paolo De Lorenzo della sezione di Brindisi, 11° anno, quindi grande esperienza per lui. Una bella designazione per quello che ci auguriamo essere una grande partita qui sugli schermi di Sky Sport. Tutte le altre gare le potete seguire sul canale YouTube della divisione, superati i 20.000 iscritti. Continuate a pigiare il tasto iscriviti, perché ci serve, ma ovviamente tutti i big match sono qui su Sky, così come saranno qui le fasi finali per le assegnazioni dei titoli. Ancora qualche check, perché abbiamo visto che si controllavano le porte. Dani, ti porto su un piccolo dato. Rodolfo Fortino ne ha fatti 30 su 100 che ne ha realizzati la Roma in regular season, di cui il 30° non bruttissimo. No. C'è stata in settimana, abbiamo visto sui canali social della divisione, c'è stata la top 3 e credo che sia la top trentennio, perché abbiamo visto 3 gol pazzeschi, veramente uno più bello dell'altro. Quello di Tuli, quello di Tuli è difficile pensarlo, poi eseguirlo ancora di più, però da lì è difficile che ti venga in mente di fare quel tiro proprio a palombella così, è difficile da pensare. Quello di Fortino, e vabbè, anche lì stiamo parlando veramente colpo di tacco di spalle appena la palla tocca terra. Veramente abbiamo visto 3 gol, uno più bello dell'altro. Ancora qualche istante prima del calcio d'inizio. Evidentemente doveva essere controllato qualcosa. Tutto pronto, fischio di Mundo e partita. Feldieboli contro Roma, con la Feldi da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. Parte subito la formazione di Antonelli per la porta. Kaique Rodriguez si fa trovare pronto sulla frustata di Cina Calderoli. Palo pieno, questo è stato un grandissimo palo su una giocata a 2. Si è fatta trovare troppo impreparata la Roma, è bastato un 1-2 con l'uomo messo fra le linee col terzo opposto. Partita subito forte la formazione di mister Antonelli. Prova a agganciare alta la pressione la Roma con l'uscita di testa di Kaique ad anticipare il tentativo di taglio di Enzo Caponigro, capocannoniere della Feldieboli in campionato con 11 gol, a pari merito con Gabriele Ugherani. Oggi soltanto un pivot di riferimento a disposizione della Feldi, ovvero Umberto Caruso.
Ancora la giocata con la palla che rimane lì in area di rigore. Cai che in qualche modo poi lo sguardo lungo dall'altra parte con l'uscita di Carlos Dalcin a dire di no a Rodolfo Fortino, laterale per la Roma. Squadre già lunghe, un po' allegre le fasi difensive di entrambe. Fermato il dai e vai tra Marcelinho e Fortino. Avellino a tagliare la strada a Caponigro, rimessa laterale in favore della Roma. Quest'anno Antonelli lo sta usando tanto, lo vediamo proprio qui inquadrato Caponigro, posizione di pivot, lui che... Qui il sinistro che taglia tutta l'area di rigore, non arriva Biscossi sul secondo palo. Eccolo qua, inquadrato Robocop Rodolfo Fortino, 30 gol in regular season per lui. Questo invece è Carlos Dalcin, che oltre ad essere il capitano della Feldi Eboli è il titolare della nazionale italiana, che a settembre dovrà cercare il pass per l'europeo negli spareggi. Cercato Marcelinho, una giocata complicata dal punto di vista balistico, rimessa dal fondo per la Feldi. Quello deve essere brava secondo me la Roma, quello che poi abbiamo visto. Appena la palla è arrivata a Fortino, Biscossi è arrivato un filo tardi. I rimorchi sono fondamentali. Ancora Roma che pressa con la conclusione mancina da parte di Fortino. Non trova nessuna deviazione. Soddisfatto sembra per ora Reali di questo avvio di partita. Caponigro tra le linee, si accoppia con lui Avellino. La Trotto che passa, Venanzio scippato da Fortino, che però non può evitare la rimessa laterale. Un po' pigra qui l'uscita della Feldi di Figo Antonelli. Inquadrato qui l'allenatore è arrivato in estate per prendere l'eredità di Salvo Samperi. Dalcin scivola. Viaggia lenta la palla della Feldi su questa pressione forte della Roma dopo la prima grande occasione con il palo colpita dalla Feldi. Poi ecco questa uscita dalla pressione, la palla viaggia un po' lenta, vedi? Tocco in più, questo consente poi la pressione della Roma forte. Calderolli deve tornare indietro, pressione di Biscossi, fallo comandato dagli arbitri di Matteo Biscossi su Cina Calderolli. Rivediamo qui Dani, si è dovuto mettere in proprio il numero 11 della Feldi, che ogni anno ci fa vedere sempre di più cose, non ci stancheremo mai, non finire mai di giocare Cina, per favore. Giocatorone. Caponigro, Ugherani di tocco, qui ancora un'uscita pigra della Feldi che poi cerca di alzare con Dalcin il proprio baricentro. Ha alzato anche il pallone, rimessa al fondo. Kaique Rodriguez vuole far correre Biscossi, arriva Ugherani a accompagnarlo all'uscita. E subito la vagnetta in mano per Antonelli a far vedere, a correggere delle cose, perché credo che non sia molto soddisfatto il coach argentino. Questo buccione che avete sentito era Reali, che chiamava Biscossi prossimo. Fortino con la giocata canonica, ancora Fortino al volo! Non trova la porta, ma è sempre caldissimo quel mancino lì. 42 primavere, eppure sembra di vedere sempre un ragazzo nel pieno della propria maturità, ovvero un 26-27 anni. Già calciato 3 volte in porta, passati 2 e mezzo. Cerca di uscire dal basso la Feldi, aggancia pressione forte la Roma, che non riesce però a sfondare con Marcelo Padilla, Marcelinho, che si è ritrovato col mancino sulla banda opposta. È entrato Dimas al posto di Biscossi. Avellino va da Kaique Rodriguez. Dimas, un altro che quest'anno ci ha fatto vedere dei gol mica da ridere. A proposito, non ho nominato il terzo, era quello di Ale Patias. Ah, sì. Su quella palla di Castaldo in verticale, spalle porta, tocchetto sotto. Fantascienza soltanto pensarlo, un gol del genere fondamentale per l'economia dell'Ital Service Pesaro, invischiata là sotto nella lotta per evitare la retrocessione diretta e il play out, lotta nella quale è stata poi risucchiata anche il Vinomita di Petrarca, che ha perso il derby veneto con la Came Treviso, e proprio stasera va a Pesaro, e quindi quella è una gara, immaginiamo un po' la mega box incandescente. Intanto Di Mundo va a richiamare Caponigro, mentre questa è la panchina della Roma con diversi elementi che hanno vinto la Coppa della Divisione. sì, contro Uneo E Ceccarelli. Kaique Rodriguez era il titolare di quella squadra, che formalmente in panchina aveva come primo allenatore Daniele Dorto, che ha chiuso sostanzialmente anche con l'intervista che
rilasciato nel post gara la sua avventura in panchina. Qui intanto la Roma prova ad andare fino in fondo, Dalcin attentissimo, Calderolli breccato da Fortino. La Roma è aggressiva e la Feldi sta patendo un po' questa cosa. Qui Avellino cerca di riarmare il sinistro di Fortino, ok che hanno le coordinate perfette, però da lì sarebbe stato qualcosa di estremamente complicato dentro Liberti e Selusio per cercare di cambiare le marce a una Feldi in difficoltà in questi primi 4 minuti del primo tempo. Parziale sempre 0-0, evidentemente soddisfatto Reali. Invece qui Dalcin ha visto che gioca 1, gioca 2, gioca 3, non si riesce a uscire la pressione, ha provato il lancione lungo. Giocata fuori per chiamare la salita proprio di Dalcin, che mette il mirino sulla porta. Kaique Rodriguez in avanzamento riesce a spingere poi la parata sull'esterno, laterale per la Feldi, inquadrato capitano Carlos Dalcin. Altro cioppata con il tentativo di conclusione cercato proprio da Caponigro. Dentro anche Caruso, cerca di correggere le spaziature Reali, sparando anche con Borolo. Giocate in angolo tra Caruso e Liberti. Ancora il 9 che cerca di liberare il sinistro, la frustata la palla che arriva fino in fondo. Kaique un po' in difficoltà questa volta il portiere della Roma. Possesso ancora in favore della Feldi, si spiega Kaique con Fortino. La Feldi, Dani, ha messo dentro anche Ezzi, cambiato praticamente tutto il quartetto di gioco. Sinistro al volo, cercato da Liberti, non ha inquadrato la porta. Lui Francesco Liberti, MVP dell'ultima edizione della Coppa Italia, vinta dalla Feldi in finale con l'Ecositi Genzano. Aiesi, Kaique Rodriguez, la spizzata di testa di Fortino, la chiamata dal Cin, era a prova di partire proprio Francesco Liberti. Ha messo 2 ragazzetti, sia Seferi che Borolo. Questo a dimostrare proprio che la cantera della Roma sta lavorando bene. Tanti minutaggi in prima squadra. Molto bene. Ha fatto degli investimenti sicuramente molto importanti nel corso degli anni, sia sugli italiani che su quel Michel, Dani, che c'è grande curiosità di vedere magari con un pochino più di continuità nei prossimi anni sui nostri parquet. Noi l'avevamo scoperto in quella doppia amichevole Italia-Spagna che si giocò a Lecco del maggio dell'anno scorso, proprio un anno fa circa, tra Italia e Spagna. Fece delle grandi cose. Qui intanto la Feldi con la giocata in proprio da parte di Ezzi, che non riesce a mettere le coordinate del suo destro sotto la traversa di Kaique Rodriguez. Quanto è cresciuto anche Lorenzo Ezzi. E qua non ha visto che c'era Umberto Caruso completamente solo nell'area di rigore, ha pensato solo al calcio. Se avesse dato uno sguardo in mezzo alla rigore, c'era lì il rapace pronto. Kaique cerca di andare da Borolo, che si porta a casa la laterale, con Selusio riproposto da Antonelli da ultimo sì, proprio in quella posizione dove lo aveva reinventato Salvo Samperi lo scorso anno. Ercolesi, giocata di tocco con Seferi, torna all'indietro da Kaique Rodriguez, che sale, imbuca, provato a venire incontro Borolo, il pallone è in favore però della Feldi, che può rimettersi a posto. Liberti sterza e va con la giocata classica perché vuole spazio per correre. Anche Selusio calcia col mancino. Toccata. Vogliono il tocco da parte di Kaique Rodriguez. Angolo per la Feldi. Qui Borolo deve pressare meglio la palla. Troppo morbido, è andato su questa aggressione sulla bola. Deve pressare prima e meglio. Borolo è andato sulla bola, è bella questa. Liberti cercato l'entrata di prima, fermato Seferi, cerca di attivare le leve lunghe di Borolo, controlla tutto quanto Carlos Dalcin. Guarda qui Marco Ercolesi, il recordman di presenze con la nazionale italiana. Dalcin costretto al rilancio a campanile, Rodriguez serenamente ingloba Dimas. Seferi, cono centrale preso da Dimas. Qui Seferi si avventura in una situazione
un po' complicata, c'era poco spazio per andare con la crocchetta e allora laterale regalata alla Feldi. Selusio che allarga su Liberty, Caruso a fare da riferimento, eccolo qua, Umberto Caruso, Liberty cercato ancora nel cono centrale Caruso che vuole lavorare di sponda, l'ultimo tocco è di un giocatore della Roma, infatti Caicche ha cercato di evitare che il pallone finisse fuori. Qui adesso il richiamo da parte di De Lorenzo, secondo arbitro a Caicche Rodriguez, perché furbescamente ha portato via il pallone dal punto di battuta per far riposizionare la Roma. Dalcin ricevuto da Selusio, scucchiaiata ancora per Selusio che prova a correre, pressione di Dimas, qui poi c'è contatto con Caicche Rodriguez che va giù, Di Mundo richiama Selusio, vediamo un po' che cosa ha fischiato Di Mundo. Eccoci qua, Dani. Sì, c'è il tocco di Selusio quando Caicche stava battendo. Sicuramente non è un colpo forte, un colpo che fa male, un colpo da andare a interrompere l'azione. Una mezza cravatta. Ma come prima, ecco, è stato, diciamo, solo redarguito Caicche che non ha lasciato lì la palla. Anche qui è stato solo redarguito Selusio. No cartellini per loro. Tornano dentro Venanzio e Calderolli. Magari hanno sistemato le loro coordinate all'interno della partita dopo un primo stint non positivo. Marcelinho aspetta Calderolli che vuole imbucare da Caruso che cercava l'aiuto di un compagno. Sì, Caruso da buon pivot mancino va a prendere la palla, la posizione sull'attacco di destra della Feldi. Marcelinho ricevuto da Avellino, sgasa il 19 sul corto, riesce a uscire bene la Roma dalla prima fase di pressione della Feldi che poi va alla riconquista del pallone che è uscito dal rettangolo di gioco laterale, la squadra campione della Coppa Italia. Eccolo qua il Cholo Salas, Juan Salas, caponigro dalla lunga distanza, calcia forte, fermato, qui bella la giocata nello stretto, occhio ancora la Feldi che prova a ripartire, sterzata da parte di Venanzio che poi vuole far valere anche la spalla, ci riesce e porta a casa la laterale. Ancora Avellino e Biscossi insieme a Marcelinho a cercare di perdere quei secondi fondamentali per far risistemare la Roma. Esperienza qui. Partita che si è accesa anche con i contatti, prima Selusio, poi Biscossi. Sono partite anche le scintille in campo. Caicche Rodriguez, qui la giocata lunga sul taglio di Avellino, Dalcin in qualche modo è riuscito a spazzare via il pallone. Sì, bella questa giocata col terzo, attaccare il cono centrale, un entro e apro, è stato bravo Dalcin a leggerla. Marcelinho provato a circunnavigare Venanzio, ma Dalcin gli ha stoppato la linea di corsa. Venanzio in un buco strettissimo, prova Biscossi a spaccare il pallone. La Feldi adesso che avanza con la conclusione murata di Venanzio, pallone che finisce fuori, rimessa laterale in favore della squadra di casa e lì Biscossi ha provato ad arrivare proprio dritto per dritto per provare ad anticipare e vincere anche quel contrasto. La palla è rimasta lì e ripartita la Feldi. Caponigro si gira, prova a calciare, non trova però precisione nella sua idea. Eccolo qui Enzo Caponigro, che dire ebolitano e dire poco. Vedi, quello è il movimento che ha iniziato a fare. Appena non sente contatto la prima cosa che fa è calciare. Questo fa parte del percorso di crescita in quel ruolo che non era proprio il suo, no? È sempre stato un laterale e ora con Juan Antonelli che lo sta provando in quella posizione, sta iniziando a capire anche determinate cose, contatto, non contatto, palla coperta, palla non scoperta, insomma sta lavorando tanto, ragazzi. Poi mette a disposizione questi nuovi concetti di alcune sue doti come il calcio nello stretto, ottime doti balistiche.
insomma, dai, ricorderai gara 1 della finale scudetto di 2 anni fa, proprio quando la Feldi vinse contro l'Olympus Roma, che poi ha cambiato denominazione in Roma 1927. Qui intanto prova a passare la Roma, non ci riesce, il fallo ai danni di Salas da parte di Biscossi, arriva il giallo per Biscossi, è il primo cartellino della partita, dritto per dritto, spinta sulle spalle, non cattiva, però evidente. Sì, palla verso la porta, ripartenza, ci sta poi il secondo fallo di Matteo Biscossi, già il primo su Calderolli, quindi è giusto. Il giallo, vedi qua, Salas poi spinta con 2 mani, troppo evidente, troppo palese. Appena abbiamo un momento andiamo a vedere quelli che sono i risultati che si stanno incominciando a sbloccare sui vari campi per quella che sarà una serata veramente con il live score in mano. Attenzione, qui porta a casa il fallo la Feldi, anche se Calderolli aveva rischiato tantissimo. Il terzo caricato ai danni della Roma, 0 ancora nel riquadrino delle scorrettezze in casa Feldi. Gioco fermo. Sì, ha battuto troppo in fretta Calderolli, sì. De Lorenzo glielo ha ricordato. Buona presenza di pubblico anche questa sera al Palasele, uno degli impianti, forse l'impianto più grande a livello di capienza della nostra Serie A. Abbiamo visto delle cornici di pubblico meravigliose nel corso di tutta la stagione, non solo per gli eventi ma anche per le partite, sinonimo. Qui intanto la Roma con Dalcin a dire di no a Fortino. Che bella entrata. Questa azione la fa spesso la Roma, però si sono invertiti gli interpreti, perché di solito è Fortino sponda per la corrente Dimas, questa volta invece è sponda Dimas per la corrente Fortino, che secondo me non l'ha presa pulita, l'ha presa un po' troppo invece che con la punta, un po' troppo con la suola, non è riuscita a dare forza. E lì Dalcin si è messo di figura. Figo Antonelli con qua. Ci vuole parlare, secondo me non le sta piacendo tanto l'uscita dalla pressione della Roma, io mi aspetto un time out su questo. Allora panchina Feldi Eboli, ci andiamo a sentire le indicazioni di Figo Antonelli. Passato 50 del primo tempo e stiamo giochicchiando, abbiamo perso un sacco di palloni, prima cosa perché stiamo giocando con una squadra che pressa così, su questa linea. Ok? Quindi se loro vengono a pressare e noi giochiamo così, ci presseranno tutta la partita. Cosa dobbiamo fare? C'è pressione sulla palla? Dobbiamo muoverci col pallone, ok? Dobbiamo entrare e soprattutto se c'è pressione sulla palla dobbiamo stirare le linee per creare questa situazione. È lì dove si creerà lo spazio qua in mezzo. Se non giochiamo queste palle qua sarà un rischio vedere chi è più forte. Se riusciamo a saltare va bene, se non riusciamo a saltare non va bene. Quindi prima cosa quella con la palla e senza la palla dobbiamo essere più aggressivi sui rientri. Ogni volta che arriva una palla lunga arrivano loro a calciare. Dai, aumentiamo un po' l'intensità. Interessante, la prima cosa che ha detto è stata stiamo giochicchiando, come per dire ragazzi o ci svegliamo o qua la cosa non è che va a finire bene. E poi mi immaginavo quella tipologia di time out, no? Improntata sul possesso palla, troppo brutta la Feldi in questi primi 10 minuti in fase possesso perché è lenta, posizionati male. Infatti ha detto andiamo a mettere l'uomo Farellini all'opposto al pallone, il terzo gli dà un sostegno un po' più basso visto la loro linea così aggressiva, e poi se c'è la possibilità di giocarci 1-2 come in occasione della centrata in cui c'è stato il palo col piedocina Calderolli, altrimenti possiamo giocarci questa palla un po' più in serenità. Quando ti raccontavo in Coppa Italia i bordocampo che non sentivate tu e Daba, erano questi, cioè questa capacità estrema di arrivare a comunicare. Qui intanto la Feldi con la conclusione mancina, Cai che in qualche modo a dire di no a Salas prova a rimettere il pallone forte su Fortino. Avellino cercato di nuovo Robocop, si gioca in un fazzoletto, pallone che non viene messo giù, adesso sì, cerca Caponigro con una giocata di Fino, va andare fino in fondo. Qui invece il sinistro, se non ho visto mai, di Cutroneo. Seferi? No, mi è sembrato forse Cutroneo che è entrato in campo. Liberty, giocata con Caponigro, spinta
Ora la Roma deve stare attenta a non commettere il quarto fallo, quindi sulle seconde palle deve fare attenzione a mettere piede, perché poi giocare 10 minuti con 4 falli sapendo di poter far solo un fallo cambia anche il modo di poter pressare. Qui un po' di baraonda da parte del pubblico perché Avellino voleva fallo, invece Di Mundo ha segnato la laterale alla Feldi, che gioca con il sinistro cercato da Ugherani, che poi utilizza il piede meno nobile, ovvero il destro. Sarà possesso per la Roma. Feldi che sembra essere uscita meglio dal time out rispetto a come c'era entrata. Come spesso gli capita, Dalcin, cercato Liberti, Mancino su banda mancina è costretto a giocare. Ugherani, Calderolli prova ad andarsene nell'1 contro 1 con Dimas, finisce addosso alla panchina della Roma. Eccolo qua Edimar Antonio Dimas, capitano della Roma. Ti confermo che era Cutruneo. sì. Avellino cercato, Ha messo Ceccarelli pivot, sì, e ancora due ragazzetti come Ceccarelli e Cutruneo e due vecchietti come Dimas e Avellino. prova ad andarsene Dimas, gli scippa il pallone Calderolli, poi con calma la Feldi a rimettere ordine nella sua manovra. Selusio si appoggia da Dalcin, che trova ancora tra le linee Selusio, che può correre. Selusio libera il destro. Che occasione qui per la Feldi. Siamo già dall'altra parte però con Dimas, scippata ancora di Calderolli, poi si entra duri con Cutruneo che non si fa intimorire da Cina Calderolli. Rivediamo tutto, Dani. Sì, qua creata la superiorità numerica con la giocata con Dalcin, e poi c'è stato il palo clamoroso, secondo, sempre quello di destra di Caiche. Ma l'ha toccata secondo te? Dato dritto? Allora, secondo palo per la Feldi Eboli. C'è a terra Dimas, credo abbia sbattuto la schiena forse. Almeno aspettiamo un po', se no corre per tutto il campo. Il capitano della Roma a terra. Allora Dani, nel mentre ne approfittiamo per vedere qualche risultato, perché il Napoli sta vincendo 2-1 in casa della Came Treviso, il Benevento è in vantaggio per 2-1 contro la Sandro Abate, 2-0 dell'Ital Service Pesaro contro il Petrarca, l'Activ sta vincendo in casa della Meta Catania, attenzione, con il Cosenza che a sua volta sta vincendo 1-0 in casa contro l'L84, il Genzano vince 3-0 a Manfredonia, così come il Pomezia sta vincendo 2-1 in casa dello Sporting Sala Consilina. L'unico 0-0 per ora è quello qui del Palasere tra Feldi Eboli e Roma. Però è un finto 0-0 perché abbiamo visto già tante occasioni sia da una parte che dall'altra, con i due pali della Feldi e le due grandi occasioni della Roma ben sventate da Dalcin. Caiche, lo scherma Ezzi, Ercolesi, bravo Ceccarelli qui a far scorrere il pallone, a guadagnarsi anche qualche centimetro su questa laterale. È rimasto con lui Ugherani, poi adesso lo prende in consegna Selusio. C'è Marcelinho inquadrato dalla nostra regia, che ha chiamato proprio la predisposizione per questa laterale. Ercolesi, Marcelo, allargato il gioco su Ceccarelli, tagliato lungo Marcelinho, scelto Biscossi, ancora Marcelinho che ha provato una magia con l'interno tacco, non è passata però questa palla, molto bella ma molto complicata. Eh sì, perché è sbagliato il tempo, ci sta quella giocata, o la fai di prima, quindi appena ricevi la palla, se aspetti quella frazione di secondo, poi inevitabilmente il laterale segue l'avversario e ti va a chiudere quella linea di passaggio. Rodriguez, Ercolesi da Ceccarelli che tiene bene posizione, torna all'indietro da Ercolesi che non poteva tornare da Caiche Rodriguez. Però l'aveva toccata l'avversario. Sul rimpallo! Sul rimpallo con Ceccarelli! Anch'io ricordavo il rimpallo di Ceccarelli, però ora magari
La regia. Ci può rimandare il replay, vi abbiamo fatto sentire le voci del campo. Sì, anche noi volevamo ascoltare, anch'io mi ricordavo il rimpallo su Ceccarelli. Rivediamo. Eccolo qua, questo. Che non era con Ceccarelli ma era con Marceligno. Però sentivo anche qualcuno della Che panchina diceva no. Però anch'io ho visto il rimpallo lì in mezzo, no? E intanto però la decisione è presa, dunque punizione a 2, croccantissima per la Feldieboli, che può andare dai 6 metri con ovviamente una giocata che dovrà essere a 2. Vedremo se Calderolli lavorerà per il mancino di Liberti o se cerca uno dei due compagni che sono sul lato largo. Ugherani ovviamente mancino, secondo palo. Però mi sembra che sarà più una giocata di tocco e tiro per Liberti. Invece no, si va da Selusio, giocata a 3 con Francesco Liberti che spacca la porta e fa 1-0. Gestita benissimo questa punizione dalla Feldi, che dunque sblocca il risultato al Palasele. 1-0 Ciccio Liberti. Stati bravi perché hanno nascosto, hanno mascherato la giocata a 3 volendo andare subito sulla giocata a 2, e poi Cine Calderoli è stato bravo perché è andato a attaccare l'area di rigore convinti che la palla andasse a finire lì. Invece c'è stato il rimorchio per Liberti, che a porta spalancata, perché poi da lì Caichi è andata a seguire la palla. Vedi, qui deve andare per forza a seguire la palla. Lì forse Ercolessi può stare un passo poi in dentro, ma lì ormai Ercolessi si trova a metà fra la palla e Ugherani alle spalle, quindi Gol numero 11 di Francesco Liberti in campionato. Si è sbloccato il super match del Palasele. Ancora proteste da parte di Marceligno con Di Mundo che fischia l'avvio della partita dopo il gol di Liberti. Marceligno. E Dani, come spesso cade in questi casi, serviva l'episodio. L'episodio è arrivato su questa situazione, diciamo così, controversa, però tutta la squadra arbitrale è andata dritta su quella decisione, quindi ci rimettiamo a questo. Intanto Liberti ancora fino in fondo, che occasione di nuovo per la Feldi per il raddoppio con Selusio vicino al 2-0. creata ancora la superiorità numerica come in occasione del palo, mentre prima era lì in occasione del palo c'era stato Dalsin a creare la superiorità numerica. Qua se la sono andati a costruire con imbucata che era passata, e Cai che si ritrova il pallone in mano. Ugherani non ha avuto il killer instinct. No, credo che infatti non l'abbia presa bene. È stato bravo Cai che a chiudere quanto più spazio possibile, a farsi colpire. Ha provato a rispondere subito Fortino, tornato in campo Caponigro in questa alternanza tra 4-0, 3-1 mascherato. Caruso ha avuto pochi minuti per ora. Sì, Caruso è l'unico vero pivot oggi della Feldi, però anche lui si va a prendere, vedi, questi palloni qua sul lato. Eccolo qui, Umberto Caruso per Ezzi, si dimentica il pallone e allora prova a raccoglierlo la Roma con Fortino che torna da Biscossi, fermato. Sarà laterale per la Roma. Lamentavano qualche scaramuccia illegale i giocatori della Roma ai danni di Rodolfo Fortino. Si è trovato davanti quel muro di Venanzio in 1 contro 1. Fortino dalla lunga distanza addosso a Caponigro che era uscito in prima linea. Angolo per la Roma che sulle situazioni speciali ha spesso trovato soluzioni vincenti. Ercolessi, si muove Biscossi, Marceligno a creare lo spazio per il destro di Fortino che l'aveva indirizzata bene. Caruso non si è mosso, è rimasto lì sul palo fino alla fine. E Fortino con il destro. La palla è scesa molto. L'aveva calciata proprio bene Rodolfo Fortino. Francamente non credevo che arrivasse a calciarla. Poi chiedo venia a Fortino, però sai, piede forte l'altro. Invece qua gli era uscita proprio una conclusione quasi da destro naturale. Caruso è rimasto inchiodato sul palo ed è stata la fortuna di Dalcin perché era stato superato dal pallone. Altro palla che viene buttata dentro l'area di rigore con la classica puntata velenosa di Ercolessi. A cercare un rimpallo, trova l'angolo a 7:24. Inquadrata, questa è la panchina della Roma. Scioppata fuori, Biscossi al volo
controlla Dalcin che non la tocca. Sempre difficile da marcare questa palla fuori, così. Quella che ormai tutte le squadre lasciano. Quella viene lasciata. Lasci quella, fai densità dentro. Poco grip di Caruso sul parquet del Palasele, perde il contatto col pallone. Reali passeggia costantemente in maniera nervosa nella sua area tecnica, sta cercando di mischiare nuovamente le carte. Qui Seferi, start and stop, viene costretto però a fare rewind e tornare indietro. Avellino ancora verso Fortino, non riesce a passare il pallone, Venanzio lo pulisce, cerca di aprire gli spazi adesso la Feldi, cercato Caponigro tra le linee, torna sapientemente all'indietro da Calderolli, ondeggia Cina Calderolli, palla ancora sotto la suola, accompagnato all'uscita, 180 per mettersi frontale, cerca Dimas di portare il raddoppio saltato, ma porta a casa la rimessa laterale la Roma, che ha fatto una buona densità. Sì, anche se secondo me Avellino poteva un po' più pressare la palla, stava indietreggiando troppo, perché poi quando indietreggi poi Calderolli lo sa, è pericoloso, ti vede che sta indietreggiando, ti punta e poi ti può far male, e la palla la deve pressare un po' di più secondo me, in quella posizione di campo soprattutto, se nel centro. Venanzio da Caruso, si va con la giocata corta, non c'è stata deviazione sul tentativo di Caponigro e allora sarà di nuovo possesso per la Roma. Dani, tu parlavi del pallonetto di Tuli di martedì, di là nella Roma col 77 sta giocando uno che ha fatto un gol mica da male in semifinale di Supercoppa, però sì. Dimas, restammo sempre molto simile a quello di Ale Patias, sì. Ecco, come concetto, no? Metti il piedino lì, la palla ti sbatte sul collo, leggera leggera. Caiche al rilancio lungo, controllo di Caruso che ha provato poi ad andare col sinistro, alimentata ancora l'azione da Caponigro. Calderolli salta Fortino, sterza ed è costretto a rientrare, si rimette frontale, Fortino gli frana addosso, rimane giù Calderolli, allora Dimas, che occasione qui per il pareggio della Roma, bravo Dalcin. Oh, bravo Dalcin, ma bravo Caponigro a non far mai avere la superiorità alla Roma, ha chiuso il passaggio completamente e quindi non c'è stato mai il 2 contro 1, c'è stato un 1 contro 1. Avellino ancora a dialogo con Di Mundo, sarà angolo per la Roma, altra pallone giocato alto con Dimas che dopo un controllo acrobatico ha cercato la botta al volo, rimasto con lui ancora Vincenzo Caponigro a schermargli la linea di tiro. Qui Dalcin bravo a intercettare, vediamo come riparte la Feldi con l'idea di Caponigro che viene cancellata dal ritorno dei giocatori della Roma, ma sarà possesso per la Feldi. Calderolli, giocata per Caruso, chi restituisce il pallone, solita fase di ondeggiamento di Calderolli, va al destro, forte di Venanzio, fermato, e allora si riparte con Dalcin. Mirino sulla porta, va dritto per dritto, Caruso sponda con Caponigro e Caruso che si porta a casa l'angolo. È stato bravo Dalcin, giocare questa palla nel cuore dell'area di rigore dove c'era giocata bene questa palla del Dalcin. Quando lui calcia sempre alto, fateci caso. Invece questa è stata una palla alla ricerca proprio di Caruso, quindi è stata giocata bassa, altrimenti non la giochi con la palla bassa se lasci la porta, perché poi la palla può rimanere lì. Eccolo qua di nuovo Carlos Dalcin. Calderolli, chiesto l'isolamento, quadrato X ancora su Seferi, ondeggia Cina Calderolli che libera il sinistro, Caiche si fa trovare pronto. Ragazzi, però portatemi un occhio quando Calderolli comincia a mulinare le gambe così. A me difficile da marcare. Destro al volo, cercato da Venanzio che poi deve proteggere questo pallone sulla pressione di Fortino. Arriva il fischio da parte di Di Mundo, quarto fallo caricato ai danni della Roma. 4:30
è quello che più vede in tutta la partita. Le proteste da parte della panchina della Roma, in particolar modo Marcelinho. Qui Calderolli scippato da Cutruneo, che è arrivato a fari spenti da dietro. Atto di lesa maestà in questo caso, però utile per la Roma, per fermare la discesa di Calderolli. Qui Fortino ha recuperato il pallone, calcia col sinistro, altra deviazione. Se c'è una cosa che sta riuscendo a fare la Feldi bene per ora è quello di non lasciare spazio a Fortino di liberare il sinistro dagli 8 metri in giù. Sì, qua bella palla recuperata dalla prima linea della Roma con Cutruneo. Qui Fortino avrebbe potuto calciare anche subito. Eccolo qua il sinistro, questa volta però dai 12-13 metri. Il giocatore della Feldi a terra. Tra poco vi diciamo chi è. Con la borsa del ghiaccio, credo qualcuno colpito da qualche pallonata alla bocca dello stomaco. Si in faccia perché la borsa del ghiaccio Sì. era proprio sulla fronte. E sì, ha ricevuto lui il pallone, però Kaique Rodriguez si fa trovare pronto a chiudere questa linea di tiro. Occhio al break da parte di Selusio. Prova a sfondare la Feldi sulla corsia di destra, contatto, vogliono il fallo e arriva la chiamata da parte di De Lorenzo, che dunque fischia il fallo a Ugherani. Primo fallo ai danni della Feldi e time out in casa Roma. Dunque ci andiamo a sentire Fabrizio Reali. Calma, ok, calma. Due cose. La prima, calcio d'angolo, escono proprio anticipati di tanti per levare il tiro a raddoppio. Quindi chiamiamo uno col primo che entra sul secondo palo e quello che va in rotazione davanti. Dobbiamo entrare con due. Ok, altrimenti chiamiamo tre e entriamo con due giocatori dentro. Se anticipa prima la palla deve andare dentro. Fine della storia. Aspettiamo i 4 secondi. Seconda cosa, quando mettiamo la palla sopra, l'ultimo e l'altro laterale devono accorciare fino al centrocampo, altrimenti siamo troppo lontani. Dobbiamo stare dai. E l'ultima, la difesa sul bacino è buona, cioè nel senso avanza, non andiamo a pressarlo senza una presa di posizione, cioè non andiamo proprio sparati, quindi guardiamo e poi andiamo. Dai. Piccolo accorgimento tattico sullo schema 1 perché ha capito che la Feldi lo sta leggendo, quindi chiamano sempre uno ma fanno altri movimenti. In occasione anche del primo stint Borolo deve migliorare in una cosa: lui deve stoppare la palla non in corsa, lui deve prendere posizione prima, questo devi andare a lavorare un po' prima sulla tattica individuale, quindi ti fermi prima e quindi devi partire ancora prima quando vai a fare la fase di smarcamento, quindi parti da dietro alle spalle, soprattutto quando poi c'è uno come Venanzio dietro, devi stoppare quella palla ben piantato, sai. Ercolesi va da Biscossi in parallela, Salas trova, anzi no, una deviazione, ha cercato il Cholo Salas, il più grande dei tre fratelli paraguayi, ha cercato una flipperata su Biscossi, non c'è riuscito. L'angolo della Roma non produce nulla, allora Kaique Rodriguez al limite dei 4 secondi. Ercolesi alza questo pallone panoramico. Dalcin torna da Salas, che sta guadagnando in queste ultime settimane la miglior condizione, reduce da un lungo infortunio Juan Salas, mentre Javier Salas, numero 10 della Napoli, anche lui purtroppo si è dovuto operare per la ricostruzione del crociato, credo anche del collaterale del menisco, perché avesse fatto proprio strike. Ha fatto un check totale, esatto. sì, se lo portava dietro un po'. Non si era rotto, era lesionato, però una volta che si è andato sotto i ferri hanno dato ripulisci proprio... tutto. Sì, grande abbraccio anche a lui. Visto che è la festa della mamma, abbiamo un grande abbraccio alla mamma dei Salas, che è riuscita a produrre 3 giocatorini mica da ridere. Ercolesi, Kaique, riesce a uscire bene qui la Roma sulla prima fase di pressione della Feldi. Biscossi calcia da posizione complicata, sarà rimessa dal fondo per la Feldi. Beh Dani, fammi fare anche gli auguri alla festa della mamma per le donne della divisione calcio a 5 che lavorano dietro le quinte, che consentono a tutti quanti di poter
fare al meglio il nostro lavoro. Mancando un po' l'ultimo tiro finale alla Roma, perché ha calciato tante volte in porta. Vediamo se lo va a prendere Marcelinho, stoppato, prova a ripartire la Feldi, Salas ha fatto correre Ugherani, Kayke Rodriguez di figura, volevano un tocco, se non l'ha toccata ha fatto comunque una grande chiusura spazio a schermare completamente lo specchio della porta, infatti è così, diciamo che comunque il mezzo voto in più in pagella se lo prende per questa lettura. Si è fatto anche una bella parata primo tempo su quella laterale giocata in mezzo su Ugherani. Devono avere un conto aperto i due, perché Kayke sono già 2 o 3 volte che lo stoppa. Ercole sì, provato a imbucare su Dimas, Salas, controllo, poi aspettava la pressione di Marcelinho che non si è agganciato, allora dal chin al rilancio lungo nella zona di nessuno, Kayke Rodriguez a rimettere in gioco lui con le mani, contatto su Fortino che reclamava qualcosa a suo favore che non è arrivato. Selusio, pisata su Fortino, Ezzi tra le linee per Salas, torna a cucire la Feldi con Selusio, riorientata su Salas, tra le linee Ugherani riesce a far passare il pallone, occhio a Ezzi, salta Kayke, Ezzi! Lorenzo Ezzi a 1:30 alla fine del primo tempo fa 2-0. Che giocata del ragazzo con la maglia numero 27. Scappa la Feldi. Difficile andare a fare quel raddoppio lì in quella porzione di campo. Inevitabilmente se poi la palla passa, eccolo lì che c'è l'1 contro 1. Qui la Roma è andata, qua già la vediamo, qua Ezzi è stato bravo, ha fatto finta di aprire e poi ha portato la palla subito sul sinistro, però la Roma in mezzo al campo lì secondo me non deve andare a raddoppiare, perché poi la palla può passare. Quel raddoppio non mi è proprio piaciuto, inevitabile l'1 contro 1 e poi bravo, poi serve la freddezza, serve il talento e ha dimostrato che ha entrambe. E questo è un colpo che fa male, soprattutto per il minutaggio, perché tutto ciò che è sotto i 2 dalla fine del primo tempo fa molto male. Gol numero 11 anche per lui in campionato. Sono 4 i giocatori a 11 della Feldi. Liberti e Ezzi hanno raggiunto Ugherani e Caponigro. Insomma 44 gol in 4 se li sono divisi. Questi 4 cavalieri di Figo Antonelli. Marcelinho, Calderoli gli scippa il pallone, occhio che va il 2 contro 1, diventa un 3 contro 1, Venanzio sul secondo palo, Calderoli! 3-0 della Feldi, ripartenza letale dei rossoblù che avvicinano la fine del primo tempo sul +3. Questo 1-2 fa male, fa molto male. Questa è una ripartenza gestita alla perfezione. La Roma deve stare più tranquilla, perché quel gol, come ho detto 30 secondi fa, quel gol fa male al morale. Qui la troppa voglia di andare su tutti insieme, siamo 3 sopra la linea della palla, ripartenza 3 contro 1 qua. Calderoli è stato perfetto, ha aspettato che arrivasse da dietro Baldasso, che poi è stato bravo a non calciare ma a ridare la palla sul rimorchio. Qua non c'è mai fallo, giusta la ripartenza col 3-1, vedi qua Calderoli aspetta, perché quella linea di passaggio su Liberti, su Caruso è chiusa, e qui è poi stato bravo Ezzi. Questo è il gol di prima, sì, del 2-0 a rimorchio di Baldasso indietro, e 3-0 Feldi. Un po' troppo anche secondo me la forbice, perché la Roma ha giocato, ha pressato bene, soprattutto nei primi 7-8 ha dovuto far chiamare timeout a Figo Antonelli dicendo stiamo giochicchiando, però poi in uscita timeout non sono andati male i ragazzi. È suonata la sveglia. E ti dirò, Dani, che se prima erano 4, adesso i Cavalieri sono 5 a 11, perché anche Calderoli è arrivato a quota 11 in campionato. Questo tris calato dalla Feldi Eboli, al quale Marcelinho prova a ribellarsi, con Calderoli decisivo, lì dal chin è stato bravo a tenere posizione. Conclusione strozzata da parte di Marcelo Padilla. Marcelinho, eccolo qui, il 19. Fortino, ricevuto palla lui in angolo con la sinistro, vogliono un tocco con la mano, Marcelinho si è lamentato, scappa Di Mundo a prendere posizione nell'altra metà campo.
bella comunque la giocata della Roma in ampiezza, con 3 tocchi sono arrivati in porta. Poi Vediamo se ce la fanno rivedere, perché le proteste sono state immediate di Marcelinho. Se non è adesso all'intervallo, Kaique Rodriguez a rilancio lungo. Questo è Venanzio che ha fatto mezzo assist perché non gli era uscito benissimo il pallone a rimorchio su Calderolli. Corretto dai giocatori della Roma arrivati a rimorchio. Liberti ricevuto da Caruso, Calderolli lo aspetta Fortino, ancora sul lato di destra la giocata ancora per Caruso dentro l'area di rigore, fermato Umberto Caruso. Dal Cin uno sguardo, va dritto per dritto, ancora palla per la Feldi, va giù Caruso, non c'è fallo e arriva il suono della sirena. Pit stop al Palasele di Eboli sul parziale di Feldi 3 Roma 0. I gol della Feldi, Dani, arrivati nei momenti cruciali di questo primo tempo. Il tuo telegramma. Sì, io credo che la Roma abbia fatto una buona gara, soprattutto la parte iniziale, ha pressato bene, forte, la prima linea ha recuperato tanti palloni, poi ha mancato secondo me il tiro pulito, c'è stato sempre quel qualcosa che non l'ha fatta tirare. Poi la Feldi dopo il time out di Figo Antonelli è rientrata bene e ha iniziato a gestire i palloni anche con l'aiuto di Dalsin per far abbassare un po' la pressione della Roma, stappata da quel calcio a punizione a 2 molto discusso, perché c'era stato, abbiamo visto il rimpallo, ma dopo con gli highlights lo vedremo meglio, e poi dopo quei 2 gol a 1,30 dalla fine e a 1 dalla fine che fanno molto male, e comunque Feldi in vantaggio. Linea alla regia con il parziale di Feldi 3 Roma 0. A tra poco.
Ben ritrovati dal Pala Sele di Eboli, il parziale di Feldi Eboli 3, Roma 0. Dani, un primo tempo dove è servita la sveglia di Figo Antonelli, sempre in toni pacati, ma ha toccato proprio i tasti giusti del sistema operativo della Feldi, che nei momenti topici ha colpito con Liberti, Ezzi e Calderolli. Tra poco vediamo le immagini del primo tempo. Che primi 20 minuti sono stati? Sono stati miglior avvio della gara, soprattutto in casa Roma. Mi è piaciuta molto la pressione soprattutto della prima linea, che ha portato a diversi recuperi lì sui 10, no? Questa è stata l'occasione più grande secondo me sullo 0-0 per quanto riguarda la formazione della Roma, su quella bella sponda di Dimas sulla corrente Fortino. E poi però questo è il palo di Sellusio, e poi questo è il gol dell'1-0 con quella punizione a 2, che dopo magari potremo anche andare a rivedere, perché la Roma si lamentava che c'era stato un rimpallo, quindi c'era stato un tocco della formazione della Feldi che ha sbloccato la partita. Poi questa è la grandissima occasione per Ugherani, che non riesce a calciare pulito, e qui il salvataggio sulla linea di Caruso sul lob di Fortino. Cercano molto questa palla cioppata sul secondo, anche perché la Feldi fa tanta densità lì in mezzo, quindi c'è poco spazio. La Roma qualche puntata in mezzo l'ha messa. Poi qui c'è l'altra grande occasione 1 contro 1 di Ugherani. E qui Ezzi invece decide di mettersi in proprio là, col mancino a porta spalancata, e questa invece è la 3x40 della Feldi, che si chiude con il tocco vincente di Cina Calderolli. 3 giocatori che hanno segnato, 3 giocatori che sono arrivati a quota 11 in campionato. Anche questa disposizione, questa ripartizione dei gol da parte della squadra di Figo Antonelli ti fa capire che magari non c'è il bomberone, ma ce ne sono tanti che ne possono fare un discreto numero, e sommati fanno sicuramente bene. Squadre ancora negli spogliatoi, si sta giocando tutta la penultima giornata della Serie A. Siamo a un passo dalla fine della regular season, siamo alla vigilia dei playoff scudetto. Linea alla regia, noi ci sentiamo per l'inizio del secondo tempo di Feldi Eboli Roma. Come rivedeva il fallo della Monna appesa?
Ben ritrovati dal Palasele, quasi tutto pronto per il secondo tempo di Feldieboli, Roma parziale di 3-0. Dani, ti do la lettura di quelli che sono i risultati che si stanno così verificando. Intanto qui vedete Nicolino Marzullo in panchina, con il Napoli che vince 3-1 in casa della Came. Il Benevento sta vincendo 4-2 il derby con la Sandro Abate, sempre 2-1 al Pala Mega Box tra l'Ital Service Pesaro e il Vinum Italy Petrarca, 2-1 della Meta Catania al Pala Catania contro l'Active Network, 4-3 scoppiettante al Pala Cosenzia tra Cosenza e L84 Torino. La Fortitudo Pomezia sta vincendo 2-1 in casa dello Sporting Sala Consilina, ha segnato il Manfredonia ma è sempre sotto 1-3 la squadra pugliese contro l'Ecocity Genzano. Qualche problemino per Dimundo per sistemarsi il cavo dell'auricolare, e allora adesso sì che siamo pronti, squadre schierate. Mi sembra di rivedere gli stessi quartetti del primo tempo e dunque si parte con il secondo tempo di Feldieboli contro Roma 1927. Caiche sale lui. Forse non c'è Marcelo? Esatto, non c'è Marcelinho. Intanto qui la Roma va subito alla conclusione per la porta. Ci ha provato Cutruneo che in rovesciata va a rispedire il pallone nella zona di competenza di Dalsin. Scelta interessante da parte di Fabrizio Reali. Dani, dove può aver lavorato Reali nell'intervallo? Perché veramente la Feldi, a parte i pali, ha colpito nel momento in cui la Roma si stava sfogando e stava mettendo un pochino la testa fuori. E lì forse sulla ricerca dell'episodio, su cosa? Sì, devono secondo me ora mettere pressione come l'hanno messa nei primi 7-8 minuti. Devono lavorare tanto con la prima linea che attacca forte la palla e con la seconda linea che accompagna, per non creare poi quello spazio in mezzo che può andare a dare fastidio, e devono essere bravi secondo me a tenere il ritmo sempre alto e a capitalizzare, perché al primo tempo la Roma le ha avute le occasioni, non è mai riuscita a calciare, vuoi per un motivo o per un altro, a calciare pulita. Avellino prestato forte, pallone che finisce in fallo laterale. Dani, come ricordavo in introduzione della partita, all'andata a Cisterna di Latina la Feldi si portò sul 6-3, qui intanto prova a ripartire la Roma con questa conclusione alta da parte di Cutruneo, che aveva breccato molto bene, non ha trovato però i pali di Dalsin. Lui è bravo, lui è bravo a fare quella cosa lì in prima linea, a sporcare palloni. Poi lì davanti al portiere la prima cosa che devi fare appena te la porti avanti è guardare però se c'è qualcun altro. Tonelli non l'ha presa benissimo quest'altra palla persa in uscita. Qui Caponigro fermato da Fortino. Cutruneo viene dentro il campo, di tocco Avellino per cercare di velocizzare la manovra. Biscossi torna dal suo 18 che alza il pallone, risbucato proprio Cutruneo a riposizionarlo tra i piedi di Lucio Avellino. Lato lato Biscossi cerca di andare da Fortino, gli gira attorno Biscossi, calcia Dalsin, si fa trovare pronto. Ti dicevo, all'andata la Roma, mettendo in maniera prolungata il portiere in movimento, arrivò a un clamoroso 6-6 in una partita totalmente folle che sembrava indirizzata. Ecco, non che io sia uno che ti vuole dire prendiamo i gettoni, facciamo partire la giostra subito, però insomma se il parziale dovesse essere questo a lungo andare, magari quella situazione memoria della gara d'andata, certo, sbagliando poi il rigore all'ultimo secondo, esatto, con Fortino. Quindi sì, è una soluzione sicuramente. Biscossi prova a saltare due avversari, Calderolli lo accompagna all'uscita, torna indietro da Avellino, a sua volta da Caique Rodriguez, che prende il cono centrale e poi si posiziona alla team nel cerchio di centrocampo. Qui sinistro cercato da Fortino sulla accomodata di Lucio Avellino, porta a casa la rimessa la Roma. Proprio Avellino a cercare nuovamente gloria all'interno dell'area di rigore della Feldi. Sì, la Roma alterna molto, palla dentro, palla cioppata fuori, palla dentro, palla cioppata fuori. E ora stanno girando tanto con Caique per avere l'uomo più in mezzo. Bellissima l'imboccata di Lucio Avellino, e Cutruneo con i fari spenti fa
comparire la sua figura, il pallone alle spalle di Dalcin. Che gran bel gol costruito dalla Roma. Ivan Cutroneo accorcia le distanze. Stanno proprio cercando l'uscita di Caiche, no? Vedi, la Feldi sono 2 volte che la va a prendere, qua secondo me Ugherani non può andare perché non è troppo vicino alla palla, quindi lì ti fai tagliare fuori. Poi palla veramente celestiale di Lucio Avellino di prima, eccola qui, con Cutroneo che era andato a attaccare le spalle di Calderolli, e poi è stato bravo anche perché ha anticipato l'uscita di Dalcin. Visione papale di Lucio Avellino della mappatura della metacampo offensiva, e Cutroneo fa 3-1. Che bella azione fatta tutta coi tempi giusti, mi verrebbe da dire anche bene Fortino nell'accomodata. Qui altra conclusione cercata dalla Feldi. Dalcin esce, occhio però che vuole battere veloce la Roma con Avellino. Mamma mia, che gol che ha fatto Lucio Avellino! 17-31, se siamo entrati in un girone dell'inferno, ditecelo, perché la Roma è tornata sotto. Eh sì, all'Uni alziamoci che è entrato il professore in classe, ovvero Lucio Avellino con palla celestiale, e poi qua si vuole far dare subito la palla perché ha visto che Dalcin è rimasto fuori, e poi eccolo qua, compasso, piantato, e palla che proprio docile come solo lui sa fare. Lucio Avellino. Quelli sono 19,85 perché ci prendiamo gli 8 centimetri della riga e qualcosa in più. Che gol di Lucio Avellino! Si è rianimata clamorosamente la Roma, che è ritornata sotto in un amen. Si riparte 3-2. Feldi che non era uscita benissimo dagli spogliatoi. Antonelli l'avevamo visto un po' corrucciato. Un'altra palla persa in uscita, recuperata ancora da Cutroneo. Questa è però, allora, grande lettura di Fabrizio Reali, perché se tu in uscita sotto 3-0 non metti Marcelinho per mettere Cutroneo e poi alla fine uno ti fa il gol, ti va a recuperare una palla, e forse il laterale ha battuto anche lui, quindi assist anche. E queste sono le letture degli allenatori quando poi parliamo sempre di MVP ai giocatori, no? Ci sono state diverse cose degli allenatori, come abbiamo visto il time out a primo tempo, dove Lucio Antonelli ha chiamato time out, ha detto ragazzi così non va bene, stiamo giochicchiando, dobbiamo fare così e così, 3-0. Si riparte pronti via, Reali mette Cutroneo, che comunque sia è un under, e ti fai 2 gol in 30 secondi. Quindi gli MVP agli allenatori è una cosa che inizio a sostenere da un po', e ci servono perché ci sono tante partite all'interno di una partita. Sicuramente la partita a scacchi degli allenatori è proprio bella. Espressione, avete visto, sfingesca di Figo Antonelli, che sta cercando di trovare soluzioni per rimettere a posto le cose. La Feldi era scappata, poi come spesso succede in questo sport neanche il 3-0 ti mette al riparo, anzi in Coppa Italia il 3-0 era proprio il parziale che ti diceva ok, adesso inizia un'altra partita. Si fa 3 pari. E la Roma è ritornata sotto nel risultato e anche mentalmente. Qui Fortino allarga il pettone, cercata la parallela di Marcelinho con Ercolessi. Dalcin prova a scappare lui, Caruso con opzione di passaggio, no look dalla parte opposta da Selusio, chiamato all'interno, la conclusione ancora verso Caruso, la parata e poi Selusio a rimorchio, non trova la porta, c'è stata deviazione, occasione enorme per la Feldi. Quando non ripartono occupano proprio bene il campo con l'ampiezza e con la qualità dei passaggi. Qua vediamo l'ultima occasione dove già erano ritornati sotto la linea di palla, Ceccarelli poi era posizionato dalle parti della linea della porta. Cioppata fuori per Ezzi, che ha provato la conclusione al volo, coordinazione precaria, non è riuscito a indirizzare verso la porta di Kaique Rodriguez. Però quando parliamo di grandi squadre e di grandi partite è anche questo, capacità di rimanere comunque dentro nonostante la Roma sia andata sotto. Qui la Feldi in maniera estremamente complicata deve alzare quasi a toccare il tetto del palazziere il pallone. Qui Giancarlo Selusio, uscita nuovamente aggressiva la Lupa dalla Tana, e questo è quello che ha chiesto Reali.
ovvero abbassare la linea di pressione della Feldi con Kaikè. Qui è costretto Ezzi a concedere la laterale alla Roma. C'è proprio un'area diversa attorno alle condizioni psicofisiche proprio dei giocatori di Reali. Feldi che sta ancora cercando di trovare il decrypt per questa situazione. Ora Roma fermata, Caruso da solo, libera il sinistro, ancora Caruso, pallone che resta lì, Kaikè Rodriguez decisivo. Terzo palo della Feldi, con il destro Caruso sulla prima ribattuta di Kaikè, poi la ripresa con il destro, la palla si è schiantata sul palo. Ovviamente quando poi Kaikè gioca fuori, qualcosa devi lasciare. Selusio ancora da Caruso, Liberty cerca di prendere il cono centrale per liberare il mancino, Ezzi, pallone sporcato dalla Roma, allora Dalcin a dare pressione, però sbaglia il passaggio Carlos Dalcin. Rimessa nuovamente per la Roma, la Feldi non vuole più concedere la salita di Kaikè Rodriguez, infatti aggancia molto alta la pressione, brava la Roma però nella gestione del pallone, qui il tacco cercato da Biscossi, giocata estremamente di fino, fuori Ezzi, tornato in campo Salas, chissà che magari lui con qualche strappo, con qualche 1 contro 1 non possa abbassare la fase di pressione molto forte da parte della Roma. Liberty, lo aspetta Biscossi, giocata verso Caruso, Ercolesi lo scippa e poi va giù colpito da Caruso. Può vedere forse un taglio sul dito Ercolesi, rivediamo tutto Dani. I due si tengono e poi ha due spinte a due mani. Sì, forse aveva la mano vicino alla bocca di Caruso. Non credo che ci sia stata una zannata, però chissà se Di Mundo ha preso qualche provvedimento. Sì. Ed ha ammonito Caruso. Sì, probabilmente ha ammonito Umberto Caruso. E dunque si riparte, 14:15 sul cronometro, 3-2 per la Feldi Eboli, ma la Roma è tornata sotto nell'arco di un amen con 2 pennellate di Lucio Avellino, un assist fantastico per Cutroneo e poi quello che probabilmente, Dani, parlavi della top 3 della divisione, ho qualche dubbio sul fatto che questo gol possa essere al di sotto del 3. Sì, decisamente. Altra palla persa dalla Feldi però. C'è un po' di confusione. Sai, prendere 2 gol in 30 secondi ti fa tanto male, come ha fatto male alla Roma nel primo tempo, a fine primo tempo, e poi per fortuna della Roma che si è andati a riposo. Qui ancora Marcelinho mette il mirino sulla porta, riallarga la giocata a 2 che non passa. Sto bravo Dalcin a schermare l'uscita sul lato di Borolo. Per Lucio Avellino si tratta del gol numero 6 in campionato, Dani, mentre per Cutroneo il primo, se i dati che abbiamo non sono sbagliati. Prova a uscire la Feldi, non ci riesce. Marcelinho con la giocata di fino verso Avellino, pallone che finisce fuori, si dispera Marcelo Padiglia. Sì, perché qua secondo me ci stava il calcio di prima. Da lì sei in posizione centrale sul lato sinistro, quindi puoi calciare col tuo mancino. Non sapesse calciare poi. Ci poteva stare. Dalcin. Se lo aspettava lì Avellino. Qui Salas deve lottare in qualche modo, entra in maniera dura e si porta a casa il cartellino giallo. Scomposto, sì. piedi avanti tutti e due, e anche se magari tocchi anche il pallone, questi sono interventi pericolosi. Monito Juan Salas, proprio scordinato sì. nella... Non te li fanno passare, No, questi. Anche perché a campo aperto, l'incolumità, visuale no, certo. aperta, cioè ci sono tutti i fattori che non possono portare a non combinare un cartellino giallo. Biscossi
non va bene questa cucitura della Roma, che allora riconsegna ago e filo alla Feldi. Dalcin alza questo pallone in angolo, ha cercato Salas con Caponigro che stava occupando spazio, non preciso il rilancio del portiere. Qui Caike vuole indurre la Feldi a regalare la laterale, non ci riesce con il suo rilancio, sarà rimessa proprio per la squadra che dal prossimo anno vestirà la coccarda della Coppa Italia sulla maglia. Calderolli, corre Caponigro, osserva adesso, posizione statica, lo aspetta Bellino, Caponigro, sterzata, non va, allora Biscossi, ruleta di Biscossi, lo aspetta lì però Dalcin e cerca di trasformare l'azione da difensiva a offensiva, fallo ai danni di Salas, calcio di punizione in favore della Feldi e arriva anche il giallo per Marcelinho. Un Borolo che stava prendendo posizione davanti, ha ammonito Marcelo Padiglia. Marcelinho fuori, anche Borolo. Sì, no, è giusto, è sbagliata la grafica, è giusto il cartellino giallo a Marcelo. A Marcelinho. Dunque finisce anche lui sul taccuino dei cattivi. Ci avviciniamo al giro di boa, 2:32. Qui rivediamo tutto quanto, Dani. Oddio, sai che forse... Sì, però l'arbitro glielo stava dando... Sai che forse a Borolo c'aveva ragione la regia. Qui intanto abbracci. Abbracci tra reali. Che non è una marca di biscotti. Esatto. Quadrata la panchina della Feldi con il dialogo tra Antonelli e Selusio, anche Liberti. Qui Enzo Caponigro fare la prima mini barriera. Caike Rodriguez, speriamo che ha 4 secondi per liberarsi del pallone, fare quello che ha fatto adesso, ovvero avanzare, poi cerca di allargare con il sinistro verso Fortino, non preciso qui il portiere della Roma. Dani che nel corso della stagione si è preso la titolarità ai danni di Daniele Ducci, che ha avuto a che fare anche con un infortunio, però giocatore che è cresciuto tanto, anche Caike Rodriguez, fino a diventare titolare di una delle top 8 della nostra Serie A. Mancino sia di mani che di piedi. Liberty 1 contro 1, lo aspetta Ercolessi, torna da Calderolli che va in angolo, vediamo come chiude questa azione. La Feldi con la conclusione, la rovesciata di Calderolli che non trova la porta. Prima hanno cercato il tiro combinato alla Olli e Benji, Calderolli e Liberty, e lì ci sarebbe stato da ridere sull'assegnazione del gol nel caso. E poi Calderolli ha provato una delle specialità della casa senza inquadrare però lo specchio della porta. Torna a rimettere la testa fuori dal guscio la Feldi. Ugherani, giocata corta con Liberty, non pulita, riesce a mantenere però il possesso la Feldi, che torna da Liberty. 1 contro 1, lo aspetta Ceccarelli, prova ad andarsene Liberty, ma il campo è finito. Quando vedi Calderolli fare quelle giocate, no? Ti riviene in mente sempre in quel Roma Grifo, se non ricordo male, a Genzano 2007, a naso ti direi, forse 6, su 7. YouTube si recupera facilmente. Però ti dico che insomma, giocata da urlo. Tanto stanno andando avanti i parziali anche sulle altre partite, ricordiamo che siamo tutti quanti in contemporanea. Per la zona bassa della classifica ti segnalo il 3-3 tra Pesaro e Petrarca. La Pirostigeno Cosenza sta vincendo 5-4 con l'L84, ha pareggiato il Sala Consilino con la Fortitudo Pomezia. Questi diciamo i parziali più importanti anche per la zona playoff, perché si sta disegnando la geografia anche degli accoppiamenti che daranno vita alla post-season. Qui ha provato qualcosa di clamoroso Cutroneo, che poi si va a prendere anche il cartellino giallo, dice è il primo, e Ivan non conta. Però è il secondo di squadra, perché il primo l'ha già fatto Caike nel corso del primo tempo per allontanare il pallone.
Ha cercato una giocata molto calderolliana nel suo liberarsi in aria Ivan Cotroneo. Ugherani, Ceccarelli gli ha sporcato il primo passaggio, poi si va da Liberti che attiva le marce alte, si porta a casa la laterale. Francesco Liberti, quanto è cresciuto? Negli ultimi anni. Quanto è forte? È arrivato in nazionale, lui l'ha detto, ha detto io sono qui anche grazie alla Riforma, non ci sarei mai arrivato, testuali parole, in un'apertura di, credo, torneo delle regioni, se non ricordo male. Alla Fisher Cup. Salso Maggiore, sì. Alla Fisher Cup l'anno scorso lo disse, davanti a tanti ragazzi che stanno diventando protagonisti. Sì, sì, è stato un bel momento quello di Liberti, ha proprio parlato a cuore aperto, sì, sì. Selusio prova a imbucare lui, non ci riesce, allora Ceccarelli a guidare la transizione, pallone che non passa, resiste ancora Ceccarelli, salta anche Selusio, tiene il pallone in campo, anzi no, sarà rimessa al fondo per la Feldi. Anche Tommy Ceccarelli, ragazzi, è cresciuto tantissimo nell'arco degli ultimi 3 anni. Avanza la Feldi qui, non c'è fallo perché viene dato il vantaggio. Liberti! Che occasione per la Feldi, si dispera, vorrebbero cumulativo dalla panchina della Feldi. Liberti stava guardando Kaiker e ha detto: ma cosa mi hai preso? Questa si è accentrato sul piede mancino, qui ormai Ercolesi. Queste sono difficili, quelle sopra la testa, le più difficili. Che grande parata qui da parte di Kaiker Rodriguez a tenere agganciata la Roma nel parziale. 9:55 ancora da giocare, tutta da scrivere. Feldi Eboli Roma. Con questo angolo adesso in favore della Feldi Eboli. Cioppata fuori sinistro al volo. Caicche in qualche modo e poi Marcelinho controlla male. Si è cambiato troppe volte idea perché era tentato dal calciare, dallo spazzare, dall'andare da solo e alla fine ha perso il pallone. Questa palla che non è stata colpita bene, ma paradossalmente è stata più pericolosa di un tiro perché la palla è rimasta lì. Altra tentativo da parte di Ezzi, non inquadra la porta. Questo invece è Giancarlo Selusio. Fortino, cercato e trovato la laterale con la difesa del pallone. Ercolesi, tornato da Ceccarelli. Una disposizione un po' strana adesso Dani della Roma, con 3 giocatori molto fisici. Ercolesi qui, body check, non è falloso, viene applicato la regola del vantaggio. Selusio col colpo sotto, Ercolesi, salvataggio fondamentale per evitare la capitolazione. Arriva il cartellino giallo, questa volta sì, ai danni di Marcelinho, che si era completamente disinteressato del pallone. Bravi gli arbitri a concedere la regola del vantaggio, poi accumulare e ammonire. Rivediamolo Dani qui. Poi è arrivato tardi, Ugherani ha già scaricato palla, sì, giusto, col sinistro. Poi brava qui la Feldi ad arrivare fino in fondo. Il salvataggio di Ercolesi sulla scavata di Selusio. Lascia la giocata su Liberti, sporcato il passaggio, ma arriva direttamente ad Alsin. Altro tentativo della Feldi. Qui a Ugherani sono mancati centimetri sulla fiondata di Selusio. Perché quella palla la puoi dare sul secondo, la devi dare sul secondo. Se la dai bassa sicuramente puoi ottenere un altro tipo di risultato, se la dai alta è difficile perché poi altezza, sai, altezza magari bacino, altezza petto è proprio difficile da poter andare a impattare. Lì magari ci fosse stato Caruso per proprio struttura fisica, certo, sarebbe stato più facile magari per lui chiudere il secondo palo. Feldi che adesso ha avuto diverse chance. Anche qui Calderoli ha liberato il destro. Caicche è veloce dall'altra parte. Dalsin in forbice a sparacchiare via. Finite le energie anche per Ezzi dentro Caponigro. Buoni gli ultimi 5 minuti della Feldi, sia in fase pressione ma anche in ripartenza. Ha creato tante occasioni.
Kaique Rodriguez, Roma ancora che prova a girare tra le linee, Venanzio cincischia sul pallone, poi Caruso con calma, sembra quasi voler abbassare il ritmo la Feldi. Caponigro in angolo, Venanzio era messo male col corpo, cerca di uscire la Roma con questa giocata a 3, Fortino, bravissimo Caruso con la diagonale lunga, a rimanere agganciato a Robocop e a concedere soltanto l'angolo. Caruso è proprio quei pivot che è il primo a tornare sotto palla. Appena la squadra perde la palla è il primo a tornare. Non ce ne sono tanti di quei pivot con questa caratteristica. Fortino lascia stare l'idea di calciare, va da Kaique Rodriguez che si mette in posizione legale. Qui Avellino non ha avuto le coordinate giuste nel piede per andare da Marcelinho, che è rimasto fermo sui blocchi. Laterale per la Feldi, ancora molto pensieroso Figo Antonelli, perché sa che tra un po' inizia il mal di testa, se non prima con Biscossi che calcia verso la porta di Dalcin. C'è la potenza, non c'è la precisione e tanti errori della Feldi in uscita. Io credo proprio questo non sia piaciuto la gara di oggi al mister Antonelli. Caponigro Tanto macchinosa. Poi quando gioca, perché lo sappiamo, la conosciamo bene. Occupano bene il campo, sia con l'ampiezza che con la profondità. La qualità non ne parliamo. Dalcin va dritto per dritto, la parata di Kaique Rodriguez. Ancora Caruso ad arpionare il pallone, lato corto dell'area di rigore. Cercato poi di liberare il sinistro, stava arrivando Venanzio sul secondo palo. Però in quel momento lì, quella è il massimo che poteva cavare da quella situazione Umberto Caruso. 7:34, Feldi ancora avanti, ma questa volta solo di un gol. Caruso, passaggio che non è preciso. Allora la Roma a rimettersi ancora in ritmo. Marcelinho riallarga per Biscossi, lo aspetta Caruso, interno esterno di Biscossi che cerca di andare lungo da Marcelinho, ha intercettato Venanzio. C'è la corsa della Feldi con Caponigro che prova ad andare con la giocata a 3. Bella palla, via! Sbagliata la scelta di Biscossi, quella palla non deve essere data perché ormai la Feldi è tutta dietro la linea della palla, lì si deve riniziare la Forzi e poi forzare palle con la Feldi che riparte proprio bene, è molto rischioso. Tanto è arrivato il finale dal Pala Mega Box, l'Ital Service Pesaro ha vinto 4-3 contro la Vino Vitali Petrarca e 2 vicinissima alla salvezza. Ha superato la Vino Vitali con questa vittoria fondamentale. Nello scontro diretto intanto però siamo live con Kaique Rodriguez che dice di no a Caruso e poi ancora la Roma si salva col suo portiere Venanzio. Qui è ancora una giocata di Calderolli a far pulire il parquet ai giocatori in maglia bianca. Venanzio nervosissimo, voleva una giocata diversa. Venanzio Sini Baldasso e poi si va a scusare credo con Caponigro. Grande giocata di Gino Calderolli, ha messi a sedere due con la sterzata. Calderolli, Caruso con una giocata corta, poi lamentavano un blocco su Ceccarelli che recupera il pallone. Ceccarelli, la giocata a 2. Ma che cosa si è divorato la Roma qui con Marcelinho? 2 contro 0 con Dalcin neanche in movimento, ma era statico perché lì 2 contro 0 lui deve difendere prima la porta e poi va a fare chiusura. La palla di Ceccarelli è stata un po' lenta perché da lì non devi usare l'esterno, lì devi spostarti meglio con il corpo o darla di sinistra e la dai più tesa in modo che non dai tempo a Dalcin di fare chiusura, oppure aprire un po' il petto, aprire un po' il destro per dare questa palla con i tempi giusti. Occasione mastodontica, esatto, mi è letto nel pensiero. 2 contro 0 non si possono sbagliare a questo sport. Anche perché la Roma aveva breccato molto bene. Sì, pensavo bravo Ceccarelli lì a recuperare con la palla centrale, partire subito verso la porta, puntare la porta, visto col terzo occhio. C'è anche un giocatore della Feldi a terra. Ovviamente cronometro fermo a 6:21.
Vediamo se arriva qualche altro risultato dagli altri campi. Sì, Dani, perché la Pirossigeno Cosenza a un secondo dalla fine ha vinto 6-5 con l'84. Wow. L'Ecocity Genzano ha vinto a Manfredonia 4-2, mentre ci sono gli applausi qui. Calderolli è rimasto giù per questo colpo da parte di Marceligno nel break che poi ha portato Dalsin alla paratissima proprio su Marcelo Padiglia. Insomma, tra un po' andiamo a riepilogare tutto, a recuperare tutto quello che sta succedendo, perché qua c'è tanto ancora da raccontare. Caicche in buca, cercano ancora la giocata sulla banda. Marceligno fino ad ora in serata decisamente no. E pensare col senno del poi che la decisione era tra lui e Murilo Ferreira. È evidente che comunque tenere fuori 21 gol in campionato non è semplice, però serata non felice per Marceligno questa sera, ma c'è ancora tempo per potersi rifare. Qui Seferi anticipato da Selusio. Quando entrano, diciamo, i giovani, chiamiamoli così, anche se a me non è un termine che piace, portano quell'aggressività che la Feldi un po' subisce su questi contrasti uno contro uno. Abbiamo visto anche poco fa di Selusio con Seferi. Andiamo però ancora la Feldi che va dritto per dritto. Non c'è nulla che possa portare noia a Caicche Rodriguez. Come i risultati, ricordiamoci che la prossima è Vinum Italy Pirossigeno. Gara un attimino fondamentale per assegnare punti pesanti. Chi fa il playoff, chi fa il playout, pardon, lì dal service andrà a Sandro Abate. E c'è chi è vicino comunque. Manfredonia, perdendo questa sera in casa con col Genzano, ci sono da fare i conti poi a fine partita. È mai evidente che il quadro non sia proprio facile per la formazione di Davide Moura. Liberty ondeggia, riallarga il gioco sulla costa di sinistra. La conclusione, ancora possesso per la Feldi, Giancarlo Selusio a spingere sempre comunque sull'acceleratore. Quando supera la metà campo si fa vedere Salas, invece la giocata è dentro verso Liberty che non impatta bene, pallone che finisce fuori, fischio di Dimundo, e allora sarà time out Roma. Dani, ho come la sensazione che ci sarà qualcuno con la maglia del portiere di movimento pronto. 5-0-4 ci sta, ora ce lo andiamo a ascoltare. Anzi no, scusa, parte Tommaso, c'è Carelli. Allora, è capitato adesso e mettiamo il portiere, quindi appena ci sarà un laterale mettiamolo su per giù da centrocampo, quindi non troppo rischioso da qua, o angolo, mettiamo il portiere di movimento. Avellino, Ceccarelli, anzi, non c'è, Piscossi allora, e Avellino, Piscossi, Ceccarelli, Fortino, Marceligno. Una cosa, gli ho chiesto a Lucio di venire più qua perché loro si metteranno 2-2, quindi di portare questo giocatore qua, magari Rodolfo, e Marcelo attacca tutta la banda di qua, o arriviamo a Marcelo o 1-2. L'unico problema è che ragazzi non vieni questo non rimane come portiere. Dobbiamo fare esatto, e quindi Lucio devi portare un po' palla. Lucio devi portare un po' palla di qua. Sì, organizziamo il portiere di movimento. Ovviamente non è andato a riprendere tutti i movimenti che possono fare. Ha detto una cosa interessante su quella che sarà la posizione di Lucio Avellino, che molto spesso è il cervello nel movimento palla, lo vuole un pochino più orientato a sinistra per magari aprire maggiormente la fase difensiva, l'ipotizzato quadrato difensivo della Feldi. In questo momento la maglia del portiere di movimento ce l'ha Biscossi, però non può ancora entrare perché la situazione che ha chiesto Reali è: se abbiamo una laterale, un angolo alta, cerchiamo di non sfruttare. andare a rischiare, cioè. Esatto. È meglio dare la palla in movimento. Con la Feldi che arriva fino in fondo, Caicche Rodriguez, occhio il pallone che resta lì. Venanzio non trova la conclusione vincente perché Caicche si accartoccia sul pallone. E allora eccolo qui il momento del cambio, gettone inserito, parte la giostra, 4:38. Ovviamente pressione alta della Feldi che non vuole far giocare Pulita. Ancora dei richiami per Marceligno da parte di Reali.
Qui Biscossi dal Sin, decisivo nella chiusura spazio. Non ne approfitta la Feldi per andare direttamente per la porta. Vuole ragionare, giocare anche col tempo la squadra di Figo Antonelli. Selusio. Ugherani. Controllo un po' complicato con la zampa, poi ha cercato di andare direttamente su Giancarlo Selusio. Eccolo qui il numero 8 della Feldi, Kaique Rodriguez al rilancio lungo. Voleva andare da Fortino. Feldi che deve gestire ancora il pallone, questa volta con Dalsin. Lungo. Vogliono un tocco con la mano che non c'è da parte di Calderolli, che balla sul pallone. Altra imbucata con la giocata bella su Selusio. Kaique Rodriguez però può andare per la rimessa dal fondo, inquadrato Cina Calderolli. Nuovamente un pallone alzato, però con una mappatura non perfetta da parte dei giocatori della Roma nella metà campo offensiva. E sono già 2 possessi che la Roma brucia per mettere il portiere in movimento, anche perché la Feldi non gliel'ha concesso di fare delle situazioni pulite. Qui si vanno a ostacolare Ugherani e Liberti, e allora dentro Biscossi e dentro anche Ceccarelli, che andranno a comporre il braccetto di sinistra. Dani, non mi sparare perché ho usato braccetto. No. Però rende l'idea. Sì, sì. Ora deve mettere per forza l'uomo in mezzo la Roma. Ceccarelli ha spazio per andare, cercato l'imbucata. Biscossi è rimasto in porta, la Feldi però regala il pallone alla Roma e gli può consentire di posizionarsi nella fase di attacco. Qui la scippata però da parte di Calderolli. Il nostro Biscossi portiere. Avanza la Feldi con Selusio da Ugherani che salta Ceccarelli. Biscossi con l'esterno in maniera pulita. Marceligno, occhio che Biscossi non la può più toccare, deve uscire da lì la Roma se vuole togliersi dalla zona di impiccio. Ceccarelli costretto all'errore da Ugherani, che è rimasto agganciato con lui. Torna Kaique tra i pali. Navette con abbonamento plus per Biscossi in questa fase. Dalsin, rilancio lungo, deve mettere giù il pallone la Roma se vuole riattivare il power play. Eccolo qui, Ceccarelli rischia di perdere un pallone pregno di sangue, si lamenta coi compagni, ma è stato un po' troppo leggero qui quello che è stato per tante partite il capitano dell'Under 19 dell'Italia, perché Ugherani è arrivato determinato, non ha appena visto la scopertura palla. Vediamo la Roma che adesso riesce a mettere il portiere. Biscossi, rilargato il gioco su Marceligno. Questo è il primo possesso pulito che ha la Roma col portiere. Difesa piazzata della Feldi, per capirci. Biscossi Avellino. Marcelo per Lucio Avellino. 2-2 la Feldi. Avellino ancora ad alzare il pallone, occhio che la porta è vuota. Selusio, che ne ha fatti diversi in carriera di gol con la porta vuota, decide di tornare da Ugherani, che a sua volta va dal Cin, che spara via il pallone. Vediamo se sale la Feldi. Sì, perché non vuole accettare di far mettere facilmente il portiere di movimento alla Roma. Questo è Venanzio Sini Baldasso, altro perno nella fase difensiva della Feldi insieme a Ugherani, Selusio. Qui errore da parte della Roma. Molto bene la Feldi. Non sta facendo mai giocare palle pulite alla Roma, che non riesce a dare continuità al portiere in momento. Anche questo conta. Poi quando lo va a difendere, lo difende 2-2 molto ampi, la prima linea, proprio ad invogliare ad entrare in mezzo. Dal Cin, Avellino di testa, prova a ripartire la Feldi, qui si perdono però, occhio alla ripartenza. Marceligno dal Cin, in spaccata a occupargli la linea di tiro. Rimessa laterale per la Feldi, altra occasione sul mancino di Marcelo Padiglia. 2 errori tecnici da 2 giocatori che non ti aspetti. La ripartenza è stata nata da un errore Calderoli, che non ha controllato bene la palla, e poi anche lì Marceligno prima di calciare non se l'è portata avanti orientatamente bene. Eccolo qua, vedi i due come sono larghi. Quasi voler invitare Avellino. Fortino tra le linee. Avellino
Biscossi sterza, poi libera il destro con deviazione dal Cin. Credo che abbia attivato la parata laser per far stare quella parabola al di sopra della barra trasversale. Ha soffiato, ha soffiato. Era entrato bene in ritmo Biscossi. Indietro ancora per Avellino. 15 secondi prima dell'ultimo giro di orologio. Fortino in angolo da Biscossi. Si torna da Lucio Avellino. Pallone che passa da Biscossi. Biscossi calcia! La tiene dal Cin con deviazione. Infatti vogliono l'angolo che non viene concesso. E attenzione che la porta è vuota! Arriva il gol del 4-2 della Feldi Eboli. Proteste da parte di tutta la Roma. E arriva il gol del 4-2 di Cina Calderolli, probabilmente esulta, no, anzi se è Lucio che chiama raccolta tutto il Polasele. Potrebbe essere il colpo del KO. Abbiamo visto scappare subito i giocatori della Roma a protestare dagli arbitri. Sì, anch'io dalla mia postazione ho visto un tocco. Rivediamo tutto. Questa è la fase finale. Questo è Selusio che assolutamente Selusio che si conferma specialista di questa situazione. Magari la regia riuscirà a recuperare quella conclusione di Biscossi sulla quale reclamavano, ne eravamo quasi sicuri anche noi. Sì, anche ho visto un tocco sul secondo palo. Sì. Non è stato così secondo gli arbitri. E allora rimane col portiere in movimento la Roma. Avellino. 48 secondi. Biscossi. Avellino. Ancora Lucio Avellino invitato ad andare per la porta, stoppato, poi Biscossi calcia forte. Arriva anche un contatto con Calderolli che saggiamente lo invita ad accettare la stretta di mano e a rialzarsi. Venanzio, giocata a due con Liberti, ha riallargato su Calderolli a cercare Liberti che trova il piano giusto con l'ascensore e a chiudere la partita. 24 secondi, 5-2. Grande palla di Selusio di prima, senza farla sbattere per terra. Qua la rivediamo, l'1-2 di Liberti con Venanzio, apertura e grande palla di trivella di Selusio che si va a prendere anche il titolo dell'MVP di questa gara. Mi è piaciuto molto Giancarlo Selusio, il 77 rossoblu. Ha fatto una grande gara di sostanza, di qualità, di attenzione. MVP? Selusio. Quindi Giancarlo Selusio sarà l'MVP di Feldi Eboli Roma. Autore di una ottima, grande partita. Giancarlo Selusio, siamo in pieno garbage time a livello di risultato, ma la Feldi non molla. Ancora la Roma che cerca di ritornare sotto. Occhio all'1 contro 1. Qui Kaique Rodriguez in due tempi a dire di no Ugherani. E allora pit stop definitivo, suona la sirena, fischia 3 volte di Mundo. La Feldi Eboli ha vinto 5-2 contro la Roma in una grandissima partita. Sale a quota 64 punti e rimane e certifica Dani ormai quella che è la sua seconda posizione. E settimana prossima si capirà chi tra Feldi Eboli e Meta, che andrà a Napoli mentre la Feldi va in casa dell'84, chi sarà la vincitrice della regular season. Che partita è stata nel complesso questa Feldi Eboli Roma? Partita che non ha mai avuto un padrone, perché poi sul 3-0
quando la partita a fine primo tempo era indirizzata, anche se poi gli ultimi 2 gol della Feldi, il 2-0 e il 3-0, sono stati fatti sotto i 2 minuti, 1 minuto e mezzo e 1 minuto, pronti via, si apre il secondo tempo, eccola lì che la Roma si è riportata sul 3-2, poi c'è stata una gran bella Feldi secondo me nel cuore del secondo tempo, mi è piaciuta molto. Come aggressività, ha creato tanto, un grande Kike Rodriguez che mi è piaciuto molto, i due portieri oggi hanno fatto 2 grandi gare, hanno fatto una grande gara e poi sai, il portiere di movimento, può succedere di tutto, credo che alla fine la Feldi abbia meritato la vittoria, ma la Roma mi è piaciuta, è mancata secondo me nei suoi un paio di stelle, ecco, paradossalmente mi sono piaciuti un po' più come l'hai chiamati tu, i ragazzetti terribili, ecco, di Mister Reali. Sì, con Cutroneo, Ceccarelli che hanno portato anche Seferi, sì, ha fatto il suo. Allora Dani, prima di chiudere, perché praticamente stanno andando in archivio tutti i risultati di giornata, allora andiamo lì a vedere, tra poco ci sarà la premiazione di Selusio. Il Napoli ha vinto 4-2 contro la Came Treviso, la Sandrabat ha vinto 5-4 in casa del Benevento, abbiamo già detto del finale di Pesaro, col Pesaro che ha vinto 4-3 in casa contro la Vinomita Petrarca, la Meta Catania ha vinto 4-1 contro l'Active, colpaccio della Pirossigeno Cosenza 6-5 contro la L84, finale anche a Sala Consilina 4-4 tra il Sala e la Fortitudo Pomezia, ha vinto le Cositi Genzano in casa del Vitulano Drugstore Manfredonia, che dunque è la seconda retrocessa diretta in Serie A2 Elite. La classifica ci dice che la Meta è a quota 67, la Feldi è a quota 64, 59 punti per il Napoli, 54 rimane ferma la Roma, le Cositi Genzano salta al quinto posto a 49, 48 punti per l'L84, 47 per la Fortitudo Pomezia, 39 per la Sandrabate Avellino, che chiude così il lotto delle squadre che andranno ai playoff. Invece nella zona calda sarà decisiva l'ultima giornata, perché l'Italservice Pesaro, che a quota 30 oggi sarebbe salva, al playout ci sarebbero Vinomita Petrarca e Pirossigeno Cosenza. Settimana prossima in casa della Vinomita Petrarca c'è proprio Petrarca Pirossigeno Cosenza. Dalla Palasele di Eboli è tutto, grazie per essere rimasti con noi da parte di Pietro Mazzara e Daniele Mennini. Ciao a tutti. Chiesto a Lucio di venire più qua perché loro si metteranno 2-2.